Il programma è offerto da Buonasera Daniele Emanueli, benvenuti all'ottava puntata di stagione di calcio di rigore. In Serie D, girone F, il Cesena si aggiudica il derby contro il Sant'Arcangelo vincendo per 4-0, ma non molla il Matelica il primato vincendo per 3-0 contro l'Avezzano. In eccellenza l'Alfonsini vince per 2-0 superando il Diegaro. Per quanto riguarda invece la promozione fa la manita il Ronco e del Wise al San Pietro in vincoli mantenendo il primato dietro l'inseguitrice del Duca Ribelle. Si aggiudica il match per 4-0 contro il Gambettola. In prima categoria girone H pareggiano le due neopromosse al comando, ovvero il Ronco e del Wise, la Polisportiva Sala, e si avvicina il Nova Fete al terzo posto. Invece in promozione marchigiana il Ancona continua a vincere, lo fa con un netto 3-0 in casa del Loreto. Questa sera tantissimi servizi video come sempre. Vi ricordo il numero per interagire con noi attraverso il numero valido per la messaggistica tradizionale ma anche per WhatsApp, che è questo, i 333 60 94 299. Salutiamo anche Matteo Zampini che cura la pagina Facebook di Calcio di Rigore. Andiamo a presentare gli ospiti di questa serata. Ritroviamo alla mia sinistra l'opinionista Giacomo Alpini. Ciao, buonasera a tutti. Lui è un amico di Calcio di Rigore, lo ritroviamo con piacere, l'allenatore del Ronco e del Wise Maurizio Montalti. Buonasera a tutti. E infine lo ritroviamo anche lui, sempre con piacere, a distanza di 2 settimane, l'opinionista Renzo Baldisserri. Buonasera a tutti. Ciao Renzo, allora io direi con l'amico Stefano Pappini andiamo a vedere subito i risultati della Serie D girone F per quanto riguarda appunto il girone che vede da vicino coinvolte Cesena e Sant'Arcangelo ma anche altre romagnole. È stata una giornata molto positiva. Forlì Real Giulianova, questi risultati 2-2, Francavilla Agnonese 3-1, Isernia Campobasso si è giocato il derby del Molise terminato con la vittoria del Campobasso per 1-0, Jesina Vastese 1-3, Matelica Avezzano 3-0, Recanatese Montegiorgio 3-1, San Maurese San Nicolò Notaresco 2-0, San Giustese Castelfidardo 2-0, Sant'Arcangelo Cesena 0-4, Savignanese Pineto 1-1. Andiamo a vedere la classifica, qualcosa avevo detto già poc'anzi, con i Matelica al comando a quota 18 punti, poi segue la San Giustese 17, Cesena, San Nicolò Notaresco 15 punti, Francavilla 13, Sant'Arcangelo 13, San Vignanese 11, Recanatese 10, San Maurese 10, Forlì, Real Giulianova 9, Isernia 8, Montegiorgio 7, Vastese, Campobasso, Pineto 6, Jesina 5, Olimpia Agnonese 3, Castelfidardo 2, Avezzano 1. C'eri tu al derby di Sant'Arcangelo Cesena, caro Giacomo? No, non c'ero, sono passato da Sant'Arcangelo e ho visto questa grande affluenza di tifosi e mi sono ricordato del derby, non lo sapevo, è solo che avevo altri impegni. Però sicuramente una bella partita. Ti ho fatto questa domanda perché adesso andiamo a vedere il primo servizio della serata. Intanto ci state già scrivendo in tantissimi, come avete potuto sentire anche dal nostro sonoro. Andiamo a vedere tutti i gol per quanto riguarda il girone F di Serie D, gol che riguardano le formazioni romagnole. Ogni giorno 30.000 persone leggono altarimini.it. L'informazione in tempo reale su Rimini e provincia. Scarica l'app gratuita. Forno d'Asolo, per il tuo ordine contatta l'agente Andrea Parlani al 342 004 5098. Settima giornata del campionato di Serie D girone F, ricca di 30 gol, frutto di 5 vittorie interne, 3 vittorie esterne e 2 soli pareggi. Nessuna gara terminata a reti bianche. Su tutti spiccava i derby del Molise tra Isernia e Campobasso. Davanti agli occhi di Militello, inviato di Striscia la notizia. Il Campobasso si è imposto grazie alla rete nell'extra time ad opera di impronta direttamente da calcio piazzato. Tornando alle romagnoli, Forlì non riesce più a vincere. Ancora un abruzzese a fermare i Galletti che con Graziani vanno avanti al 30° del primo tempo. Il Real Giulianova non demorde per viene al pari con Torelli in chiusura di tempo.
Nella ripresa biancorossi ancora avanti grazie alla rete di Sabbioni, ma quando sembra tutto fatto al 94esimo Giulianova trova la rete del pari con Di Paolo. Tutto facile nel derby tra Sant'Arcangelo e Cesena per i bianconeri ospiti che mettono in vetrina un super Ricciardo che tra il 13esimo e il 33esimo si ripete con 2 gol fotocopia, ma l'attaccante non contento si regala e soprattutto delizia la platea con un gol da Cineteca. Nella ripresa l'ex di turno Cappellini deposita il più facile dei palloni in fondo alla rete per lo 0-4 definitivo. Risultato a sorpresa di giornata quello che vede regolare la San Maurese e la capolista San Nicolò Notaresco. Lombardi al 17esimo da calcio d'angolo trova di testa la deviazione vincente, mentre il raddoppio arriva prima della fine del primo tempo ad opera di Santoni, esattamente al minuto 42. L'ultima gara vede il segno X tra Savignanese e Pineto. La difesa abruzzese nel tentativo di sventare il pericolo regala a Mannuzzi gode momentaneo 1-0. Ma è ancora la zona extra time ad essere protagonista in questa settima giornata, quando Pomante sigla il definitivo 1-1. Mercoledì 24 si torna in campo per l'ottava giornata. Giacomo, la seconda settimana consecutiva e ci troviamo a dire la stessa cosa, una giornata positiva per quanto riguarda le squadre romagnole, tolto ovviamente i derby per quanto riguarda il Sant'Arcangelo. Sì, lì il derby purtroppo una delle due doveva perdere qualche punto e l'ha persa il Sant'Arcangelo a cospetto di una delle squadre più forti del campionato. E peccato per ieri perché si poteva completare il filotto, fino al 90esimo c'era questo filotto, poi la Savignanese e lo stesso Forlì hanno preso nel gol nel recupero pareggiando entrambe le proprie partite, però sicuramente un turno positivo per le romagnole. Maurizio, tu eri a vedere i derby se non ero a Sant'Arcangelo, ti è piaciuta come partita di Cesena davvero la squadra più forte? Sì, beh, i valori stanno cominciando a venire fuori come tutti pensavamo, no? È chiaro che Cesena secondo me deve fare un campionato a sé, voi il pubblico al seguito e soprattutto la piazza, dai, un direttore che sta lavorando, ha lavorato bene e quindi ci aspettiamo grandi cose. Sai, passare da una Serie B e tornare in Serie D abbiamo bisogno di vincere nel più breve tempo possibile. Giacomo, volevi aggiungere qualcosa? Sì, però non so se sei d'accordo con me, gli deve passare questo mal di trasferta, perché ieri è vero era in trasferta, ma era in trasferta sulla carta, ieri giocava in casa col pubblico. No, su questo hai perfettamente ragione, credo che il vero test definitivo Cesena lo avrà nelle prossime 2 trasferte, dove lì deve cominciare a fare punti totali, non parziali. Perché una piazza come Cesena ha bisogno del totale, non del parziale. È vero. Renzi, tu lo conosci molto bene questo girone, ci sono anche squadre delle tue zone, quindi mi riferisco soprattutto a zone marchigiane, un Cesena che secondo me avrà vita dura fino alla fine, sei d'accordo su questo? Io penso che Cesena, secondo me, non ha difficoltà a vincere questo campionato, anche perché, lo dicono i numeri, con 8-9 mila abbonati. Diciamo, quando si aprirà di nuovo il mercato, probabilmente ci manca qualche giocatore importante, probabilmente il salto di qualità andranno di nuovo a rispese, mentre invece le altre squadre purtroppo non hanno le entrate del Cesena, si trova un po' in difficoltà. Però dico una cosa, deve stare attento di questo Mattelica, che è veramente una squadra che ha degli ottimi giocatori, è una squadra che non molla, perciò secondo me è un campionato difficile. Poi c'è questa Recanatese, diciamo che le squadre più forti secondo me sono Cesena e Mattelica e la Recanatese. Onestamente mi stanno un po' deludendo le abruzzesi, però ritornando al discorso della Romagnole, io ho visto in difficoltà e sono deluso dalla partenza sia del Sant'Arcangelo che del Forlì, mentre invece Savignanese e San Maurese veramente rispettano onestamente i loro campionati, stanno facendo veramente bene queste due matricole. E tra l'altro ricordavo, aggiungendo una cosa al tuo discorso, che in Mattelica ha proprio battuto nello scontro diretto il Cesena in casa per 1-0. Io direi di commentare con te, caro Giacomo, dopo se vuoi aggiungere qualcosa non c'è assolutamente problema. Stefano, facci vedere il prossimo turno perché si ritorna in campo mercoledì, lo ricordiamo, 24 ottobre, Avezzano San Maurese, Castelfidardo Francavilla, Città di Campobasso Savignanese, Monte Giorgio Sant'Arcangelo, Agnonese Mattelica, Pineto Jesina, Cesena Forlì, questo è il derbissimo, Real Giulianova San Giustese, San Nicolò Notaresco, Isernia, Vastese e Recanatese. Sta avendo difficoltà anche l'ex capolista, l'abruzzese San Nicolò. Ma San Nicolò è una squadra sì forte, non una matricola, una squadra secondo me ha lavorato bene qui, però onestamente secondo me non ce la può fare contro il Mattelica e contro questo Cesena. Onestamente anche ieri c'è stato il primo esonero di Pazzaglia, l'allenatore del Castelfidardo è stato esonerato. Sì, quello è vero. Giacomo, prossimo turno diciamo su tutte spicca la sfida che tu tra l'altro seguirai tra Cesena e Forlì. Penso sì, un derby è sempre molto affascinante e dà qualcosa in più.
Perfetto, queste sono appunto le sfide Però, in programma scusa. mercoledì 24 ottobre. Scusate, però voglio dire, adesso io non voglio entrare in polemica, però onestamente se andiamo a vedere, anche la federazione purtroppo ha fatto dei gironi, guardiamo dove c'è il Bari in testa, dove c'è l'Avellino in testa, dove c'è il Modena in testa, dove c'è il Cesena in testa, sembra che la federazione abbia fatto le squadre, i gironi per queste squadre. Anche Perché questa... tutti gli altri lottano per il secondo posto. Guarda, dopo il- E poi alla fine i playoff in Serie D non dice niente, perciò diciamo onestamente non so fino a quando vale la pena a spendere i soldi, quando in questi gironi ci sono queste squadre qua. Dopo il caos che c'è stato nel calcio, quello che dici è sacrosanto, avere questo legittimo pensiero, per carità. Adesso andiamo a vedere, appunto, iniziamo a concentrarci sul calcio locale con l'eccellenza regionale. Questi sono stati i risultati del turno di ieri. Alfonsine e Diegaro 2-0, Castrocaro Copparese 2-1, quindi arriva la sconfitta per la Copparese. Cotignola Castelfranco 1-2, Fioriccione Granamica 2-2, tra poco vedremo il contributo filmato. Marignanese Corticella 1-1, Massa Lombarda Faenza 3-0, Medicina Giovane Cattolica 2-1, sconfitta per il Cattolica, Progresso Sampa Imola 2-0, Sant'Agostino Argentana 1-2. Andiamo a vedere la classifica dopo il turno di ieri, ci dicono anche di qualche scontro, qualche battibecco a fine partita tra i tifosi del Medicina e quelli del Cattolica. Questa è la classifica: Alfonsina a quota 19 punti, segue il Castelfranco con la Copparese, la Marignanese a 15, Argentana, Massa Lombarda 13, Castrocaro, Progresso 12, Giovane Cattolica 11, Diegaro, Sampa Imola 10, Sant'Agostino 9, Fioriccione, Medicina, Corticella 8 punti, Faenza, Granamica 7, Calcio Cotignola 1. Ricordiamo che poi mercoledì si recupereranno sia alcune sfide per quanto riguarda il torneo d'eccellenza, ma anche per quello che concerne il torneo di promozione. Tra poco le ricorderemo comunque. Adesso, caro Giacomo, facciamo un punto della situazione con te. La Fonsine ieri ha preso 4 punti di distacco dalle altre, la Copparese ha perso il filo per quanto riguarda le posizioni alte della classifica. Sì, sicuramente il Castrocaro ha messo un bel punto esclamativo nel suo campionato, riuscendo a superare questa Copparese che non aveva ancora perso nel campionato. E l'Alfonsine ne ha approfittata vincendo col classico 2-0 un risultato pieno e portandosi a 4 punti di vantaggio. Per quanto riguarda invece le romagnole, purtroppo è stato il cattivo tempo a condizionare un po' le partite. La Marignanese ha dovuto sospendere la partita per più di 40 minuti e non è andato oltre un pareggio. È lo stesso discorso per la Fioriccione, giocando in un campo quasi impraticabile, ha portato solo a casa un punto. Renzo, ti sorprende la sconfitta del Cattolica ieri sul campo del Medicina? Ma direi sì, mi sorprende, però onestamente io ho visto già alcune partite sia della Marignanese, sia della Fioriccione, sia dello stesso anche Alfonsine. Io sono sincero, non ho visto un gran livello a livello calcistico, il livello secondo me è rimasto un po' basso, anche se l'Alfonsine ha un vantaggio di 4 punti, a Cattolica onestamente non mi ha dato una grande impressione, però il calcio in Romagna è questo, io onestamente non sono convinto che il livello in Romagna sia altissimo a livello di eccellenza. È molto tecnico, però onestamente non ho visto ancora delle belle partite come piacciono a me. Maurizio, l'Alfonsine è la principale candidata a vincere questo torneo, a tuo modo di vedere? Beh, diciamo che è una punta importante tipo Salomone, un organico che diciamo ci può stare, ha fatto bene anche l'anno scorso, quindi sai lo storico conta in questa categoria. Io però vedo molto attrezzato il Castelfranco, sono sincero, perché ha dei nomi, io mi ricordo quando allenavo in Serie D, ha dei nomi importanti e quindi nel calcio si vede che poi a lunghi valori vengono fuori. Però già 4 punti non sono pochi di distacco. Ma sono dell'idea, Renzo, che secondo me i campionati si vincono gennaio-febbraio, adesso è tutto un assestamento, devi vedere un po', diciamo, di rodare il motore e poi il primo filotto che si prende viene rafforzato poi nei mesi cruciali dove si vincono i campionati nel 90% dei casi. Cattolica, dopo la situazione avuta in estate che conosciamo tutti, ti sorprende che sia lì in questo momento al 9° posto in classifica, 11 punti? Allora, la piazza avrebbe bisogno veramente di tornare a vincere subito, ma ne vince una, non è mai facile. Equilibrio, pazienza e calma devono essere le loro armi principali, vengono da un'estate un po' turbolenta, io me lo auguro perché ripeto, certe piazze le vorresti vedere nei campionati che contano. Una piazza come Cattolica in Serie D ci starebbe benissimo, ad esempio,
però sai anche te, ci vuole una gran pazienza, un forte equilibrio e soprattutto dico, lasciare lavorare gli addetti ai lavori con tanta serenità. Io, caro Maurizio, ti dico una cosa, però io, guardi, a me la cosa che non piace in questi campionati di eccellenza, perché squadre non hanno, diciamo, una continuità nel loro gioco, anche nei risultati, mentre l'Alfonsine mi sembra ha fatto 6 vittorie e un pareggio, mentre invece gli altri, le seguitrici, perdono, vincono, non fanno i risultati così, mentre invece l'Alfonsine, anche se a Cattolico non mi ha convinto, però c'è una continuità nei risultati. Guarda, tu mi stai giocando un assist, io sono malato dell'idea di gioco e dico che nel calcio italiano, soprattutto in quello dilettantistico, si guarda troppo al risultato e poco all'identità di squadra, al gioco e a tanti altri fattori. È vero, hai ragione in pieno, perché sarebbe bello andare in eccellenza, vedere una squadra la domenica che gioca un certo tipo di calcio. Purtroppo siamo abituati che si giudica solo il risultato, gli schemi e tante altre cose. Credo che il calcio italiano qui debba migliorare, soprattutto dai settori giovanili, arrivare poi ai dilettanti per passare poi nei professionisti. Per me dobbiamo fare un passo importante in avanti, quello che dici sono pienamente d'accordo, perché non si vedono squadre che tutte le domeniche giocano che hanno una continuità nel loro gioco. Hai ragione in pieno, è vero. Allora, innanzitutto salutiamo che doveva essere ospite questa sera qui, lo ringraziamo che ci sta seguendo con 38,5 di febbre, Mirko Mariotti, ma Mirko ti aspettiamo più avanti, tra novembre e dicembre, come promesso, e poi ci andiamo a mangiare anche una pizza assieme con tutti i ragazzi dello staff. Ti salutiamo e grazie per il seguito nonostante la febbre. Poi ci scrivono anche a Cattolica in merito a quelle segnalazioni che ci sono arrivate ieri. I battibecchi a Medicina sono stati solo con il loro preparatore atletico che dalla tribuna incitava i suoi giocatori a menare di più e a far male. Vabbè, queste sono cose, diciamo, le classiche cose che succedono la domenica durante un incontro di calcio. Va bene, ha fatto piacere che lei abbia chiarito quello che appunto ci avevano segnalato gli altri colleghi, fa piacere, quindi intervenite sempre quando anche sentite da parte nostra appunto le segnalazioni che ci fanno, quando ci sono appunto temi interessanti dove volete intervenire anche voi, scrivendoci direttamente da casa sul numero che vedete in sovraimpressione. Adesso però noi andiamo a vedere il primo contributo filmato per quanto riguarda le sintesi di questa giornata calcistica. Il primo ovviamente riguarda l'eccellenza tra Fiariccione e Granamica. Credi davvero che bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul da sempre esaltiamo la nostra bella Romagna nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa e le nostre pizze cotte nel forno a legna. Timbota è il nostro motto. Da sempre offriamo qualità. Siamo attrezzati di ampio parcheggio esterno e isola per bambini. Ristorante Brusarul, via Sant'Arcangiolese, Poggio Berni. Info 0541 68 81 80 o brusarul.com. Alla FIA non riesce la vittoria interna contro un organizzato Granamica che segue una partita da due volti, più timoroso nel primo tempo, più deciso nella ripresa. Se non fosse per il solito docente, magari il colpo in Romagna lo farebbe anche. La FIA paga tanti errori difensivi e si salva usando come salvagente il tecnico docente, ancora una volta prestazione superlativa la sua. Poi la pioggia e il forte vento condizionano la gara odierna, qualche scivolone di troppo che non ha penalizzato una partita godibile dove già in avvio si vede questo tiro cross ad opera di Baldazzi in bocca al portiere Passaniti. La FIA fa la voce grossa, Zafferani e Grimellini non riescono a trovare la battuta vincente, invece Lunadei recupera la sfera a centrocampo e lancia proprio a Grimellini che mette al centro per Docente che puntualmente colpisce indirizzando la palla sotto il set alla sinistra del portiere ospite. Sembrerebbe a questo punto la solita giornata della FIA, tutto facile, ma invece il Granamica perviene al pareggio da una punizione di Capitani. Infatti nasce una ribattuta con la sfera che carambola sul piede di Borgognoni. Il numero 2 viene atterrato e per l'arbitro si tratta di rigore. Il replay ci fa maggiormente chiarezza. Dagli 11 metri Raspadori perviene al pareggio spiazzando in questo caso Passaniti. La forte pioggia a questo punto diviene protagonista. Alla FIA viene annullato nel frattempo un gol regolare, assist di Docente per Grimellini e proteste locali molto forti. Il tempo si conclude con il tentativo dalla distanza, questa volta di Federico Capitani con la sfera che termina al lato. La FIA nella ripresa subisce l'iniziativa ospite, qui scivola De Luigi ma ci mette una pezza Passaniti in uscita.
Poi in un'altra azione di contropiede sbaglia l'appoggio all'indietro Cuomo, Raspadori intercetta, serve Inek che compie il sorpasso, Granamica in vantaggio, ma non troppo a sorpresa poiché poco dopo un altro errore di De Luigi innesca Raspadori che grazie in questo caso passa Niti. Dal possibile tris al gol del pareggio, Docenti in versione Assman serve per la testa di Grimellini che realizza il 2-2. Rivediamo la prodezza dell'ex Rimini fatto di assist, replay a cura di Eugenio Angeli. Ancora la FIA protagonista, il portiere Bettocchi respinge una conclusione dalla distanza, ma Docente non riesce proprio il tappin vincente. Si gira bene dall'altra parte il numero 9 Raspadori, ma la conclusione, anche se potente, non precisa. Mentre dal calcio piazzato Passaniti controlla che la traiettoria si alzi sopra la traversa. Ancora Granamica pericoloso, ma qui chiude in qualche modo la difesa della Fiariccione, mettendo la parola fine con un 2-2 finale che ha riservato diverse emozioni e buone individualità. Leggiamo altri messaggi, ne devo sintetizzare parecchi perché ci siete tantissimi, vi ringrazio di cuore, veramente non so che cosa dire perché divento timido in questi casi, però per quanto riguarda la questione cattolica partiamo con ordine. Ci scrive anche il signor Cecchi, che ringrazio, non conosco ma ringrazio: a Medicina se ci sono stati purtroppo degli scontri debbono fare in mea colpa, il loro preparatore atletico per tutta la partita dalla tribuna ha incitato alla violenza, confermo, grazie ancora. Va bene, infatti è quello che ribadisce un po' quello che ci aveva mandato lo spettatore di prima per quanto riguarda appunto quello che ci avevano segnalato tra Medicina e Giovane Cattolica giocata ieri. Scusa, io vorrei tornare per il discorso di prima dell'Alfonsini. Sì. Ho detto che non ha mai perso, invece ha tenuto 6 vittorie, una sconfitta e un pareggio. Sì, una sconfitta c'è stata. Prego Giacomo, so che avevi visto quel rigore dubbio contro Tradizione Granamica, se non sbaglio. Sì, dici che nel servizio dici che le immagini chiariscono, ma a me chiariscono il contrario. Per me io ho molti dubbi su quel rigore, perché il pallone cambia completamente direzione, dopo è vero, probabilmente prende l'avversario, ma il pallone viene deviato completamente. Allora, dal replay che ha fatto Eugenio Angeli, quando si vede il giocatore lanciarsi contro il giocatore del Granamica, tra l'altro, che ci corregge sempre il nostro Mirko Mariotti, non c'è più il pallone, il giocatore ovviamente proiettato già in avanti colpisce il numero 2 del Granamica. Puoi vedere l'immagine? Stefano, facci vedere le immagini. Allora ragazzi, seguite me perché abbiamo tantissimi servizi, per fatemi fare il rigore. Presentatore perché sennò prendo e me ne vado, lo dico in diretta apertamente. Stefano, facci vedere un attimo dalla regia l'episodio del rigore se è possibile, altrimenti andiamo avanti con il prossimo turno. Niente, dai, Sta arrivando, sul piede di Borgognoni. Guarda dov'è, lo vedi che lo prende da dietro? Per quello che ti dico che nel servizio, guarda il giocatore, arriva da dietro, adesso qui, se riesce ad andare un po' avanti Ste. No, sicuramente arriva da dietro, però guarda il prende piede, il pallone. Guarda lì il piede dov'è. Guarda dov'è la gamba del giocatore, guarda dov'è il piede, guarda il calzettone verde. È rigore. È rigore. Quello è rigore, rigore, rigore ci può stare, dai. quello è rigore. Perciò secondo me l'arbitro ha visto bene. Dai. Ci stai Renzo? Ci Sei sono. d'accordo tu da ex arbitro? Sì, è rigore, è rigore. Sì, rigore. forse con quel fermo immagine... Poi tra l'altro quelli della Fiariccione c'è da dire anche una cosa che non ho detto io nel servizio. Tu hai fatto una notazione interessante, non è sbagliato quello che hai detto tu, perché io nel servizio poi tra l'altro non l'ho aggiunto, che i giocatori della Fiera non hanno neppure protestato. Hanno protestato tantissimo quando è ripartito il gioco ed è stato annullato a loro un gol, lì c'è stato Docenti in primis insieme a Grimellini che hanno protestato tantissimo con il direttore di gara. E quello è un episodio da rivedere, però chiaramente bisognerebbe sentire quando avviene il fischio del direttore di gara, quello ce lo può dire solamente il cameraman. Va bene, adesso andiamo a vedere il prossimo turno dalla regia Stefano Papini. Ti ho fatto un po' impazzire, ti chiedo scusa, ma era un episodio da Moviola che ha richiamato l'attenzione sia del nostro Giacomo che del nostro Renzo Baldisseri. Queste sono appunto le prossime partite: Argentana Medicina, Copparese Progresso, Corticella Castrocaro, Diegaro Castelfranco, Faenza Marignanese, Giovane Cattolica Calcio Cotignola, Granamica Alfonsine, Massa Lombarda, Sant'Agostino, Sampa Imola Fiariccione. Mi togli solo una curiosità, caro Maurizio, questa domanda te la devo fare. La Marignanese sta andando benissimo, Ma guarda, a me fa molto piacere perché già vanno avanti con un prototipo, credo che vi posso permettere di dirlo, insieme a Cervelieri se ne era parlato di allenarsi al pomeriggio e quindi credo che sono una società che guarda avanti, vuole un futuro
e facendo questo passo secondo me è un passo molto importante. Ci vuole anche del coraggio in eccellenza a far allenare i ragazzi al pomeriggio, quindi stanno raccogliendo i frutti, mister Lilli sta facendo un ottimo lavoro, io spero di rivederli in categorie importanti, perché quando inizi a lavorare così alla lunga i frutti dovrebbero venire fuori. Speriamo, speriamo. Renzo, tieniti pronto perché adesso sul campionato di promozione c'è qualche domanda tosta per te. Andiamo a vedere i risultati e classifica per quanto riguarda il turno giocato ieri e qui troviamo dei risultati un po' a sorpresa, perché poi tra l'altro nel prossimo match, caro Maurizio, c'è proprio la partitissima, se non erro, Ronco Edelweiss Tropical Coreano. Del Duca di Belle Gambetto la 4-0, Civitella Football Cava 1-3, Fratta Terme e Gea Marina 4-0, Reno Russi 0-0, tra poco vedremo anche il contributo video di questa partita, San Pietro i Vincoli, Ronco Edelweiss 0-5, San Pierana, Pietracuta 1-0, Pietracuta che perde al 94esimo con gol di Collini, Torcon Castella 1-2, Tropical Coreano Cervia, vittoria importantissima 2-1, Bis Misano Morciano sospesa sull'1-1. Andiamo a vedere la classifica dopo il turno appunto giocato ieri con Bis Misano e Morciano che dovranno recuperare per l'appunto la loro gara. Ronco Edelweiss al comando a quota 24, Del Duca segue 22, Tropical Coreano 19, San Pirana 15, Stella 14, Cervia 13, Football Cava, Bis Misano 10, Fratta Terme 9, Russi, Reno 8 punti, Gea Marina, Civitella, Torconca 7 punti, Gambettola, San Pietro i Vincoli 6, Pietracuta 5, Morciano 1. Allora, caro Maurizio, iniziamo da te, poi voglio sentire Renzo. Ronco Edelweiss, bellissima squadra, l'avrai già sentito, eccetera, eccetera. Dimmi a questo punto quali possono essere le difficoltà da qui alla fine per portare la tua squadra a vincere questo torneo. Guarda, io lo dico sempre ai ragazzi, abbiamo intrapreso un percorso, dobbiamo continuare in questo percorso, non cercare scorciatoie perché le scorciatoie possono portare qualche danno. Dobbiamo avere una gran pazienza, ripeto, credo che siamo l'unica squadra nei campionati tra promozione e Serie A che è riuscita a fare 8 partite, 8 vittorie su 8. Ho giocatori importanti, vedi Marco Bernacci, Mordini, Melande, Bonavitacola, diciamo è stata allestita una rosa molto importante. Il merito è tutto loro sono diciamo, gli artefici primari di questo piccolo miracolo che stiamo facendo adesso come adesso, inerente ai numeri. È vero anche che però sono stanco di sentire il ronco, perché ci sono altre entità che non è che hanno speso tanto meno del ronco, nel senso che ci sono giocatori importanti in altre realtà che lo stesso Farnetti del Coreano che incontriamo domenica è una punta che minimo può giocare tranquillamente in Serie D. Sì. E non lo dico io, ok? Lo dicono le statistiche e i fatti. Adesso tutti ce l'hanno col Ronco perché il Ronco vince, il Ronco diciamo diverte anche perché stiamo vincendo anche con dei risultati abbastanza preponderanti. Abbastanza quindi, larghi, esatto, detto quindi bene. siamo una squadra che ha fatto 28 gol, ne ha subiti solo 2 e quindi coscienti anche stiamo facendo qualcosa di straordinario. Però come dicevo prima Renzi, i campionati li vinci gennaio e febbraio, adesso devi riuscire a portare a casa più grasso possibile. Al momento un grande merito alla società, al magazziniere, al medico, al direttore sportivo che hanno sposato questo progetto, perché avere Montalti nel contesto calcistico credo che non sia semplice, perché ho tutte le mie idee, sono un po' particolare, ho sposato un'idea spagnola e diciamo a volte anche con Marco Bernacci che ripeto è una punta che secondo me potrebbe ancora giocare tranquillamente in Serie D con una gamba sola, solamente per l'intelligenza che ha a livello calcistico, quindi sto parlando di un giocatore che per me... Però visto che vai sulle individualità, questo Gessi che lui è rimasto sorpreso, anche Renzo quando è venuto a seguirvi a Pietracuta? Ecco, su questo ti faccio un'altra piccola parentesi anch'io, è stato bocciato dall'Imolese, bocciato dal Forlì, bocciato dal Cesena, poi è arrivato al Ronco, abbiamo fatto un triangolare Sì. e adesso diciamo lo cercano in tanti, nonché anche squadre importanti di Serie A, non lo nascondo. Un ragazzino del 2000 deve crescere a livello fisico, si deve robustire, però calcia a destro e sinistro, credo che posso spendere le parole di elogio perché come 2000 è sicuramente uno dei più promettenti del calcio italiano adesso come adesso, a livello di anno 2000. Quindi questa segnalazione la fai volentieri, quindi un giocatore che Sì, secondo la te faccio sarebbe... col cuore perché essendo anche un ragazzo di colore, un ragazzo educato, pacato, sempre ordinato negli allenamenti, quindi ha tutto, dico tutto,
per poter sperare in una crescita, in un futuro importante. Bella questa segnalazione, mi piace, mi piace. Allora Renzo, tieniti carico perché adesso ti faccio vedere prima un contributo filmato e poi arrivo da te perché sicuramente qualcosa avrai anche da ridire al nostro amico Maurizio. Prima andiamo a vedere Coriano-Cervia, la partitissima di ieri, caro Renzo. Prego. Sei una società sportiva e vuoi avere un campo da Serie A? Start Green ti aiuta. Start Green propone sui campi sportivi per la rigenerazione il seme Blue Top Overseeding per il mantenimento del tappeto erboso e il concime Turf 4. Start Green è presente come azienda sul territorio romagnolo, online al sito semiprattofertilizzanti.com o sui social, pagina Facebook Start Green. Infine disponibile per consulti telefonici gratuiti al 348 58 36 625. Scontro tra due grandi protagonisti del girone con l'Iscena al Grande di Coriano, dove di fronte si trovano gli attuali padroni di casa opposti al Cervia. La formazione di Zagnoli arriva da 2 stop non previsti, pareggio interno col Gambetto e sconfitta sul campo della Stella. Il Cervia invece vuole insidiare fino alla fine il trio composto da Ronco, Del Duca e per l'appunto Tropical Coriano. I padroni di casa fanno prevalere da subito la legge del più forte vista la classifica e l'asse composto da Scognamiglio Vucai va subito a bersaglio, discesa del numero 11 di casa, il piattone sotto misura dell'attaccante in maglia al numero 9. Le manovre gialloblu passano per i piedi di Gadda e la punizione del numero 10 è un ottimo invito per la testa di Ceccarelli, ma Romani si fa trovare pronto. Lo schema si ripete tra i due protagonisti, ma questa volta Ceccarelli non aggancia la sfera calciata dal compagno. Per infortunio è costretto a lasciare il campo il numero 2 ospite Guerra, al suo posto entrerà Panfili. Il Tropica torna a rendersi pericoloso, questa incursione di Vitaioli ribattuta sul piede di Borghini, la cui volée si spegne al lato. La punizione di Gadda dall'altra parte questa volta crea più di un brivido a Romani, ma la difesa corianese evita il peggio, allontanando il pericolo. Cambia il tempo e nel diluvio universale, nel forte vento, la punizione di Vitaioli diventa un invito a nozze per Ricci, che mette al lato da buona posizione e qui si conclude il primo tempo. Nella ripresa Gadda mette subito alla prova i riflessi di Romani, tiro cross insidioso con relativo intervento in corner. Dalla bandierina Gadda pennella per la testa di Zagnini che mette di poco al lato. La pressione ospita prosegue con la conclusione di Fabri su cui Romani non è perfetto ma è efficace nel tenere la sfera anche sull'arrivo di Gadda. Il Cervia fa la partita, Brighi allarga per Endoca, conclusione di quest'ultimo fuori bersaglio. È la volta di Gadda che appoggia la sfera per la corrente Zagnini che calcia in corsa non trovando l'effetto desiderato, ma il gol è nell'aria. Endoca indovina il cross, la testa di Zagnini è oro colato per i gialloblu che trovano immeritato e insperato pareggio. Ristabilita la parità in campo, ma il segno X vige per soli 60 secondi. Palla al centro e il neoentrato Farnetti indovina l'angolo che buca la porta difesa da Bragion, con tanti saluti per tutti. Ma prima il Cervia si dimostra signora squadra, ancora l'asse Gadda Zagnini crea scompiglio, ma il colpo di testa del numero 9 non reca problemi alla porta difesa da Romani, problemi che potrebbero concretizzarsi con un dato di fatto quando i soliti due inventano e vanno vicinissimo al gol, se non fosse per il palo e la leggera deviazione di Romani su questa acrobazia appunto tentata da Zagnini. Finalmente il Coriano tira un sospiro di sollievo, soffre ma porta con concretezza a casa l'intera posta in paio. Risultato forse bugiardo per il Cervia, ma sicuramente le due compagini viste al Grandi saranno protagoniste fino alla fine dei giochi. Renzo, questa è una classica partita che a te piacerebbe, dove tu daresti un voto tra il 7,5 e l'8. Ti ha convinto questo contributo filmato? Ma sono due bellissime squadre, hanno giocatori importanti, come vedi, sì. Hanno un Farnetti nel Coriano, di là hanno Gadda, Bondi. Sono giocatori di qualità, giocatori che hanno giocato anche in categoria superiore. Sono due ottime squadre. Chiaro che due squadre che però quest'anno onestamente hanno trovato nel loro girone un grandissimo Ronco. Questo io lo posso dire, anche che se qui è presente Maurizio, però io dico soltanto una cosa, io l'ho vista a Pietracuta, veramente mi hanno dato l'impressione di una grandissima squadra. Io non l'avevo mai vista, non l'avevo mai conosciuta, io di nome conoscevo soltanto Maurizio Montalti e basta. Però ho visto in quell'ora e mezza a giocare a calcio. Quello che piace a te? Quello che piace a me, perché ho visto che fino stavano 0-0, è come il gatto che gioca con il topo. Stava 0-0 e poi in 5 minuti hanno fatto 3 gol. E da lì ho capito chi è il Ronco. E poi, a parte quello, ho visto giocatori, sì, conoscevo di nome di fatto, però vedere un Bernacci, che tutti conosciamo, un Spadaro, è un esterno favoloso, quel ragazzo che parlava per quel 2006, quel tipo di quel giocatore di colore, che veramente tu li hai spostati sia a destra sia a sinistra con facilità, dove vanno si trovano bene,
dietro un Righi, un Buona Vitacola, un Calderone. Io come ho detto ormai la mia battuta, in mano c'hai una Ferrari e questo traguardo non lo puoi perdere, anche se dietro di te hai un Del Duca Ribelle che veramente anche loro hanno una grande squadra, però onestamente ho visto un bellissimo Ronco. E questo è un bellissimo complimento. Renzo difficilmente li fa perché tutte le partite che va a vedere lui del calcio locale, sempre puntualmente preciso, viene qui e mi dice: ieri ho visto una brutta partita, voto 4, ieri ho visto... Ma ti direi che in quella partita anche... Sto vinto sempre un 4-0, non ricordo il risultato. Con Pietracuda 3-0. 3-0, non mi ricordo, mi sembra qua, ma non voglio entrare in merito. Ecco, anche se il portiere ospite qualche errore gli ha fatto, il portiere locale, diciamo, onestamente. Però, se devo dire la verità, sebbene che è stata una grande partita, il più di campo secondo me è stato Bernacci, a parte la battuta. Faccio per dire quando sono bravi gli altri. Ecco, i due esterni, Spadaro e quel ragazzino mi hanno veramente poi c'hanno un buon novità con la metà campo che fa la differenza. Però permettimi solo una cosa, Maurizio, e poi ti faccio rispondere. Lui fai finta che non sia qui, che voto gli dai fino a questo momento? Perché anche ieri 5-0, Dai Renzo. Ma io adesso, vedendo giocare così, ma a me quelle squadre che mi piacciono, adesso io non so se è merito giustamente del mister oppure della squadra che ha in campo. È chiaro che qualunque allenatore vorrebbe una squadra di quel tipo lì, perché veramente quando c'hai in campo un Calderone che ti fa la differenza, è un Calderone che alla fine... Diamogli un 8, dai, ma io darei anche un 9 per quello che ho visto io, onestamente, sono onesto, quando hai un portiere, un Calderone che a fine stagione non è che ti fa perdere 5 punti, ma te le fa guadagnare. In difesa c'hai un Righi, un Buona Vitacola, un Spadaro, un Bernacci, veramente Maurizio, in mano alla squadra. Secondo me diciamo onestamente, anche se vince il campionato, io non dico, non è che voglio dire una fesseria, in eccellenza con un ritocco 2 può fare un grandissimo campionato. Ha ragione Maurizio, lo sì, ha ragione in pieno, però faccio una piccola postilla. Vai, prego. Ha detto Calderoni, no? Sì. Tenete presente che Alex Calderoni è il primo ad arrivare all'allenamento mezz'ora prima, parlo in promozione, e va via mezz'ora dopo. Ha avuto un lieve infortunio, è uno che si cura al dettaglio. E questi sono dettagli che sì, conta il risultato, ma per vincere, insegnare agli altri il comportamento che porta anche dei punti in più, sono questi ragazzi qua che fanno la differenza. Un'altra cosa che mi ha fatto molto piacere di Renzo, che non l'aveva mai detta in riferimento all'idea di gioco di Montalti, ha visto lo spostamento degli esterni e ha influito sul discorso della partita, e ha visto proprio questa squadra che prova a giocare a calcio. Poi siamo in promozione, non è detto che ci si riesce, ma ripeto ancora forte e chiaro, sì, Ronco vince, ma vince tramite un'idea di gioco. C'è un'idea di gioco, Questo Maurizio, è la cosa che tengo a precisare. Infatti la mia battuta, come ho detto, la battuta come il gatto con il topo. Bravissimo. Era 0-0, poi dopo hai visto che tu l'avevi vincere, in 3-4 minuti ho fatto 3-4 gol. Da lì ho visto che squadra c'hai in mano, e poi veramente quegli esterni tu li hai cambiato con facilità, sia Spadaro è venuto a sinistra e l'altro, quello di colore è andato a destra e poi gli ha ritornato, vuol dire che tu in questi uomini ci credi e fanno il risultato. È una squadra veramente, secondo me, fortissima. Io ancora non conosco il... Però Maurizio, ci tenevo anche a dire, siccome che so che tutti quanti stanno dicendo il Ronco, una grande corazzata, una grande Ferrari, ci tenevo anche a dire che con lo stesso Renzo, con lo stesso Giacomo, almeno in queste prime 8 puntate, quando abbiamo fatto il punto del campionato di promozione, del tuo campionato dove sei protagonista tu, abbiamo sempre detto che ci sono anche oltre te altre corazzate, che è il Duca Ribelle, lo stesso Cervia, che si sta parlando di una trattativa importante con Sgarbi, che sono stati protagonisti qualche settimana fa su Mediaset, e lo stesso Tropical Coreano, che come non mai, sottolineava Renzo, è la stagione più bella rispetto agli ABI degli ultimi 2 Io voglio fare un'altra domanda all'amico Montalti. Quanto è facile o difficile allenare il figlio del presidente e farlo giocare? Ti trovi in difficoltà? Su Matteo no, sono di una trasparenza innata. Credo che il mio primo sponsor, in senso diciamo di stima, di rispetto verso l'allenatore, di idea di gioco, sia stato proprio Matteo. Io l'ho conosciuto l'anno scorso ed è il primo che crede nell'idea del gioco del mister. Questo lo tengo a precisare. Quindi per me non è una difficoltà la gestione del figlio del presidente, finché trovi una persona che è disponibile a crescere, a migliorare e a mettercela tutta per dare il contributo alla squadra. Quindi, sai, è una domanda che uno potrebbe rispondere anche un po' in modo polemico. No, io te la rigiro in modo che
Il mio primo sponsor a Ronco sull'idea di gioco di Montalti è stato Matteo Grigiolini, che gli piace i sistemi di allenamento, il modo di fare e diciamo come gioca la squadra la domenica, dove lui ne è partecipe, dove sta giocando tante partite. Quindi questo mi piace dirlo perché, ripeto, non è... Aggiungo un'altra cosa sull'allenatore, no? Matteo è uno che eri il primo, dopo che io ho sostituito Mazzanti, che ti misurava, vedere la differenza e tutto il resto. E sai quante volte mi ha detto: io mister non ho mai visto allenare in questo modo qua, in questo atteggiamento qua. Nel nostro piccolo dei dilettanti questo sistema qua non l'avevamo mai visto. Quindi gli è piaciuto e da lì è nato un ottimo rapporto di collaborazione. Su discorsi allenatori italiani ne parlavamo prima, ne parlavo con Jack. Dov'è il problema? I presidenti cacciano via la domenica sera gli allenatori e quelli che subentrano non sanno neanche come allenano, come si spogliano, l'empatia se ce l'hanno. Questo mi dà molto fastidio a me. Tu un allenatore lo puoi mandare via, ma vai a vedere prima, durante la settimana, come si comporta. E in Italia su questo passaggio qui siamo molto carenti. Oggi, l'ultima domanda e poi chiudiamo. Oggi, caro Maurizio, conta i risultati. Ecco, un'altra cosa, se Ronco non dovesse vincere il campionato, ma ha giocato un gran campionato, in base all'idea di gioco, io vado via a testa alta, perché quello che volevo io è lasciare il segno su un certo tipo, come ti spogli, come ti cambi, come giochi, che tipo di atteggiamento hai. Poi se c'è una squadra più brava di me, ben venga. Domenica viene il Coriano, tra l'altro Zagnoli sta facendo un campionato importante. Esatto, e anche questo va a merito al presidente Tiziano Malzi, che ha dato tempo di lavorare. Esatto. Perché un allenatore lo si prende e bisogna crederci, non prenderlo subito, vinci sei un top player, perdi una partita diventi un big player. Perché? Diamo tempo, lasciamo lavorare e il Coriano sta raccogliendo i suoi frutti. Bene, adesso noi andiamo a vedere il secondo contributo per quanto riguarda questa categoria, la partita che vedeva di fronte il Reno al Russi. Servizio. Sono Fabio Giancarlo, titolare della DTGF e Ford Italia. Vi vorrei presentare i prodotti che costruiamo in questa azienda. La nostra azienda, costruiamo forni di tutte le misure, impastatrici di tutte le misure, sfogliatrici per pasta di tutte le misure, varie sfogliatrici per la pasticceria, stand di pizza o stand di piada a secondo il vostro uso, griglie a pietra lavica e anche cuocipiade elettrici di varie misure. Vi aspetto in azienda. I russi, alla ricerca di 3 punti fondamentali per risalire la china, i palchetti in esterna sfornano una buona prova, agli arancioni è mancato solo il gol. Il Reno agisce di rimessa, ma le incursioni del bravo Scoglio unite al suo acuto non vengono finalizzate a dovere. Questo permette ai russi di non subire particolari patemi e al Reno di difendersi rimediando qualche rischio di troppo forse non previsto. Lo 0-0 finale racconta di una gara che vede subito gli ospiti spingersi in avanti. Lombardi apre per Troncorsi, quale mette al centro per la testa di Corsal. Pallone fuori di un nulla. Sov invece da calcio piazzato dimostra di avere un abbonamento e un conto aperto con i pali, non il primo in questa stagione. Ancora Sov al centro per Galamini che da buona posizione alza la mira. Finalmente si vede anche il Reno distesa sulla sinistra di Alberani, traversone finale al centro per Scoglio che sulla propria strada trova il muro ospite a ribattere la sua conclusione. Altro a fondo, questa volta l'azione parte da Francisconi, numero 8 fa tutto bene, scambia con Sov, si incuna in area di rigore prima di servire Scoglio che trova ancora una volta la ribattuta dalla difesa del Russi. Nella ripresa gli ospiti vanno vicinissimo al bersaglio, qui Sov sotto porta manca la deviazione vincente, mentre dall'altra parte l'altro Sov aziona Scoglio che davanti alla porta viene frenato dall'ottimo Casadio che sventa così il pericolo. 0-0 il finale. 0-0 il finale, andiamo a vedere il prossimo turno, poi ci fermiamo per 2 minuti e mezzo dando la linea alla pubblicità e torneremo a parlare di calcio locale con la prima categoria Girone H e soprattutto aprendo la finestra sulla promozione marchigiana dove seguiremo per l'appunto il Gabice Gradara Calcio. Questo è il prossimo turno: Cervia Civitella, Football Cavareno, Gambetto Leggia Marina, Morciano Frattaterme, Pietracuta Vis Misano, altro big match, Ronco Forlì, Tropical Coriano, la partitissima l'abbiamo detto prima, Russi Torconca, San Pietro in Vincoli, San Pierana, Stella del Duca di Belle. Ok, prima di andare in pubblicità leggiamo anche questi messaggi che ci sono arrivati da casa. Uno è sempre particolare relativo alla sfida tra Medicina e Cattolica
Allora, il preparatore di medicina ha provocato, ma l'aggressione è partita dal Cattolica e non facciamo denuncia perché gli ultras ci hanno chiesto cortesemente di non farla. Va bene, questa è un'altra polemica che continua ad essere aperta tra Cattolica e medicina. Noi ci fermiamo per 2 minuti e mezzo dalla linea alla pubblicità, rientriamo poi prima categoria e promozione marchigiana. Pubblicità. Ogni giorno 30.000 persone leggono altarimini.it. L'informazione in tempo reale su Rimini e provincia. Scarica l'app gratuita. Auna Arredamenti è un'azienda leader nella progettazione e produzione di ambienti su misura per attività commerciali, quali hotel, bar, ristoranti, negozi, uffici e residenze private, realizzando sia opere parziali che chiavi in mano. Grazie all'esperienza maturata al fianco di grandi committenti internazionali, si propone come partner ideale per imprese e professionisti che operano nel settore del contract. Qualità progettuale, realismo operativo ed efficienza realizzativa. Vi aspettiamo nella sede operativa, zona industriale, via Giovanni Santi 18, Fanano di Gradara. Credi davvero che bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul da sempre esaltiamo la nostra bella Romagna nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa e le nostre pizze cotte nel forno a legna. Timbota il nostro motto, da sempre offriamo qualità. Siamo attrezzati di ampio parcheggio esterno e isola per bambini. Ristorante Brusarul, via Sant'Arcangiolese, Poggio Berni. Info 0541 68 81 80 o brusarul.com. Adriatica Funghi, leader in Italia nella produzione e distribuzione di funghi coltivati. La qualità dei suoi champignon viene garantita attraverso la certificazione di produzione integrata e il controllo di tutte le fasi della filiera, per garantire la qualità e la genuinità che solo Adriatica Funghi sa portare sulle tavole delle nostre case e nelle migliori pizzerie e ristoranti. Adriatica Funghi, primi in Italia nella certificazione di produzione integrata di champignon. Da Oliviero tutti possono vestire in stile, classico e ultima moda. Amiche, vedete quante cose eccezionali, belle, firmate. Difficile staccare gli occhi. Da Oliviero ci sono delle ottime scarpe e quando le scarpe stanno bene al piede stiamo bene tutti. Dice bene! Da Oliviero è la città dello sport per tutte le stagioni. Grande Oliviero, la città dello shopping a Misano Adriatico e online su oliviero.it. Sono Fabio Giancarlo, titolare della DTGF e Foritalia. Vi vorrei presentare i prodotti che costruiamo in questa azienda. La nostra azienda costruiamo forni di tutte le misure, impastatrici di tutte le misure, sfogliatrici per pasta di tutte le misure, varie sfogliatrici per la pasticceria, stand di pizza o stand di piada secondo il vostro uso, griglie a pietra lavica e anche cuocipiade elettrici di varie misure. Vi aspetto in azienda. Sei una società sportiva e vuoi avere un campo da Serie A? Start Green ti aiuta. Start Green propone sui campi sportivi per la rigenerazione il seme Blue Top Overseeding per il mantenimento del tappeto erboso e il concime Turf 4. Start Green è presente come azienda sul territorio romagnolo, online al sito semiprattofertilizzanti.com o sui social, pagina Facebook Start Green. Infine disponibile per consulti telefonici gratuiti al 348 58 36 625. Romagna Sport primo dal 2001, la prima testata giornalistica che ha creduto nello sport dilettantistico online, il primo sito in Italia che ha pubblicato le foto dei singoli atleti e tecnici, i primi ad aggiornare i risultati live durante le gare, proprio come i professionisti, i primi a pubblicare la carriera degli atleti, i primi e gli unici ad avere il calciomercato interattivo, i primi a dare spazio alle news di tutti gli sport. Romagna Sport, il primo sito sportivo in Romagna, in tutto. Forno d'Asolo, per il tuo ordine contatta l'agente Andrea Parlani al 342 004 5098.
Concentriamoci ora sul campionato di prima categoria girone H e qui si è avvicinato il Nova Fetta, terza in classifica, alle prime due della classe, le due neopromosse Roncofreddo e Polisportiva Sala. Andiamo a vedere i risultati dell'ultimo turno in relativa classifica. Alta Valconca Mondaino è stata sospesa sul risultato di 1-1, Atletico e Poggio Roncofreddo 1-1, Bacchia Cesenatico Santermete 1-2, Bellaria Polisportiva Sala 1-1, vedremo tra poco il contributo filmato, Gatteo Granata 1-0, Riva Azzurra Miramare Riccione 3-3, Verrucchio Savio Calcio 1-2, Vis Nova Fetta e Real San Clemente 3-0. Andiamo a vedere la classifica dopo l'ultimo turno. Al comando Roncofreddo quota 13, segue Sala 12, Nova Fetta 11, Granata, Riccione, Savio 10 punti, Verrucchio 9, Atletic Poggio, Gatteo 8 punti, Mondaino, Riva Azzurra Miramare 7, Real San Clemente 6, Bacchia Cesenatico 5, Alta Valconca, Santermete 3, Bellaria, Igiamarina 2 punti. Andiamo a vedere adesso il primo contributo di questa serata per quanto riguarda il campionato in prima categoria girone H, la sfida ripresa tra l'altro dal nostro Giacomo Alpini tra Bellaria e Polisportiva Sala. Romagna Sport, il primo sito sportivo in Romagna, in tutto. A Nanni di Bellaria i padroni di casa eseguono la miglior prova di stagione mettendo sotto l'ex sorpresa del torneo dietro il Roncofreddo chiamata Polisportiva Sala. La formazione adriatica gioca una partita ordinata senza commettere errori di sbavatura se non su rigore causato e assegnato agli ospiti che vede il Sala ristabilire la parità in campo. La squadra ospite inizia rendendosi subito pericolosa. La conclusione dalla distanza di Pallante viene sporcata da Vernocchi, sfera in questo caso fuori di un nulla. Ancora Sala pericoloso, Zoffoli mette al centro, sfera colpita da Canini con l'estremo di casa Mignani che sventa il pericolo. Il Sala a questo punto si addormenta davanti allo specchio, il retropassaggio di Calandrini in direzione Gollinucci ne è una prova concreta. L'estremo ospite svirgola il pallone ma Gambuti non riesce ad approfittarne mettendo al lato da posizione defilata. Il contropiede Floris arriva stanco al momento del tiro, per Gollinucci un gioco da ragazzi bloccare la sfera, più insidiosa questa iniziativa che parte dalla sinistra che porta al tiro Caporali, ribattuto il suo tentativo dalla difesa rossoblù. L'ultima azione del primo tempo è di marca ospite, dalla bandierina arriva questo pallone in area di rigore dove Vernocchi non riesce la deviazione vincente. Il Bellaria prende fiducia, nella ripresa già al secondo passa, Caporali va via sulla sinistra, mette al centro per la corrente Floris, assist per Chiussi che fa 1-0 e via alla gioia in corpo. La risposta del Sala arriva 3 minuti più tardi, da rimessa laterale Pagliarani si smarca di Floris ma secondo giudizio arbitrale il numero 6 Bellariese a strattonare il numero 9. Il replay ci rende maggiore chiarezza. Dagli 11 metri Yuri Bartolini sigla l'1-1 momentaneo. Dall'altra parte Caporali calcia debolmente tra i guantoni di Gollinucci, il Bellaria vuole fortemente i 3 punti, ci prova a combinare Chiussi con Gambuti, tiro di quest'ultimo fuori misura. Nel finale lo stesso Chiussi prova dalla distanza sfiorando questa volta la marcatura, mentre sull'auto di sinistra Floris serve Caporali che distinto va alla conclusione, non certamente irresistibile, ma Gollinucci non riesce a trattenere. Nel finale il Sala va vicino invece al colpo del KO, ma alla fine un punto per parte accontenta ambedue le formazioni. Santermete che ha ottenuto ieri la prima vittoria in stagione, voi avete ottenuto il secondo punto dando proseguimento a quello che avevate fatto, ottenuto sul campo del Real San Clemente. Sì, soprattutto come prestazione direi che abbiamo dato continuità alla prestazione che avevamo avuto con Riccione. Anche ieri nel servizio te dici che si vede dalle immagini, si vede malissimo dalle immagini, mi scuso per queste immagini, però a mio avviso il rigore è molto dubbio. Discutibile. Sì, è molto discutibile e purtroppo ha condizionato, anche perché il risultato di 1-0 era più che meritato e si poteva anche giocare per rimpinguare questo risultato. Però purtroppo è finito con l'1-1, abbiamo preso il secondo punto ma il Santermete con un solo balzo ci ha superato. Ti aspettavi di più dalla Polisportiva Sala? Sì, sicuramente sì, visto la posizione in classifica e visto quello che mi era stato detto, però a mio avviso è stata condizionata anche dal cattivo tempo, che il primo tempo è stato praticamente quasi impossibile giocare con quel vento che tirava, era fortissimo, e poi da una grande prestazione di quei ragazzi terribili del Bellaria che ieri hanno fatto veramente una prestazione super e devo fare i complimenti. Adesso andiamo a vedere il contributo filmato tra Nova Fetta e Real San Clemente.
Al Comunale di Secchiano, sotto un diluvio universale, Nova Fete si impone per 3-0 spedendo all'inferno il Real San Clemente, che con 6 punti in graduatoria rimane in zona rossa. Il Nova Fete trova così la terza vittoria di stagione dopo quelle ottenute contro Gatteo e Mondaino. Una sfida equilibrata nella prima frazione a bara di emozioni, con i padroni di casa che eseguono un maggior possesso palla. Il Real San Clemente bada a non concedere spazio agli avversari, seguendo alla perfezione le disposizioni tattiche del tecnico Giuliano Bianchi. Buffone, migliore dei suoi, non è supportato dal resto della squadra. Sarti invece lascia i compagni in inferiorità numerica, gettando al vento il contenimento dell'avversario nel corso della ripresa. Stefanelli, Cupi, a rientro dopo un mese ai box, e Capitan Rinaldi ringraziano. Direzione di gara affidata a Marina Utili di Faenza, che sostituisce nell'occasione Dario Frisoni della sezione di Rimini, gara che inizialmente era stata affidata proprio a quest'ultimo. Il Nova Fete recrimina già al 13° quando una punizione di Muratori viene respinta dalla barriera. I giallo-blu vorrebbero un fallo di mano, ma il replay evidenzia il contrario. La manovra si sviluppa dalla bandierina, dove Rinaldi tenta la volée, ma la conclusione è da dimenticare. Il Real San Clemente prova a mettere brividi a Semprini, ma la conclusione di Angelotti è fuori misura. Prima della mezz'ora 9 recrimini per il Nova Fete. Stefanelli, servito in area di rigore, si porta avanti il pallone, lamentandosi per un'entrata scomposta di Angelotti che sbatte contro di lui. Il replay ci mostra la situazione. Le proteste proseguono anche a fine primo tempo, con un diverbio tra giocatori e dirigenti che non se le mandano a dire. Utili di Faenza ascolta ma sembra dire di fare basta, mentre Novario in tribuna si disinteressa del match e percorre la strada giusta, quella che porta alla conquista. La ripresa è decisamente più vivace, si parte con Stefanelli che innesca Mamutai, che non arriva all'appuntamento con la deviazione vincente. Il forcing prosegue, tiro di Cupi alto, dall'altra parte da una punizione Buffone crea una mischia in area di rigore, risolta alla fine da Semprini. Ma al 15° l'episodio che cambia il match. Muratori, lanciato in profondità da Mantini, viene fermato così da Sarti. Il replay evidenzia il numero 3 che si disinteressa della sfera. Utili di Faenza non ha dubbi, estrae il rosso, consulta il numero sul retro e indica punizione dal limite. Della stessa punizione se ne incarica Muratori, che trova la presa a terra di Zanca, ma il gol è rimandato di un giro di lancette. Sebastiani conquista palla, pennella al centro per la testa di Stefanelli, che aiutato anche da una deviazione involontaria beffa Zanca, che non è esule da colpe quando nel tentativo di afferrare la sfera lascia scivolare la stessa sotto le gambe. Per Stefanelli, quarto centro di stagione, via sotto la tribuna a festeggiare con dedica al compagno di squadra Nicola Poggioli, che la settimana prima si era infortunato in quel di Sala. Ma il Nova Fete, sulle ali dell'entusiasmo, viene premiato a dovere dopo gli sforzi compiuti. Zanca regala palla, Muratori appoggia per Amantini, che vede la propria conclusione deviata in corner. Dalla bandierina Muratori innesca Cupi, che di testa fa 2-0 e Nova dedica al compagno Poggioli. I tris ancora dagli sviluppi di un corner, azione confusa portata al di fuori dell'area di rigore con conclusione finale di Capitan Rinaldi per il 3-0. Anche per il capitano del Nova Feltia, nuova dedica a Nicola Poggioli. Giallo-blu vicini anche al poker. Cupi serve Baldinini, a rientro dopo 3 settimane di digiuno, tiro di prima intenzione, Zanca questa volta respinge. Gli ospiti si vedono al 90° da calcio piazzato, Angelotti centra il palo alla sinistra di Semprini, mentre al 92° lo stesso centrocampista vede strozzato il suo tentativo in corner. Il Nova Fete vince e festeggia meritatamente sotto la propria curva. Allora, andiamo un po' di fretta, perché poi Renzo ti volevo far parlare del campionato marchigiano che seguiremo tra poco, il contributo filmato. Andiamo a vedere con la schermata a cura di Stefano Papini quali sono le sfide del prossimo turno, davvero interessante per quanto riguarda soprattutto la sfida che ci aveva detto il nostro amico Endoca, ovvero Savio contro Vis Nova Feltia e Verrucchio Athletic Poggio, che è un po' il derby. Poi ci sono via via Riccione Granata, Santermete Bellari e Giamarino, una sfida delicata anche per te Giacomo, Real San Clemente Gatteo, Polisportiva Sala Alta Valconca, Mondaino, Bacchia Cesenatico, Roncofreddo, Rivazzurra, Miramare. Adesso passiamo al campionato di promozione marchigiana, dove andiamo a vedere appunto il contributo filmato del Gabice Gradara, ma prima partiamo con ordine andando a leggere risultati e classifica. Cantiano Veneranda 1-1, poi Gabice Gradara Villa Musone 3-1, Ilario Barbara Lorenzini Vigor Senigallia 0-1, Loreto Ancona 0-3, Mondolfo Osimo Stazione 0-2, Usimano Olimpia Marzocca 4-2, Valfoglia Filotranese 2-0, Villa San Martino Laurentina 1-0. Andiamo a vedere la classifica. Comanda l'Ancona, quota 15 punti, Vigor Senigallia 11, poi via via tutte le altre, poi abbiamo il Valfoglia 10 punti, Gabice Gradara 8, Osimo Stazione 8 e via via tutte le altre.
Adesso rientriamo in studio, andiamo a vedere appunto il contributo filmato direttamente da Gabice che riguarda la vittoria dei rossoblù contro il fanalino di coda Villa Musone. A1 Arredamenti è un'azienda leader nella progettazione e produzione di ambienti su misura per attività commerciali, quali hotel, bar, ristoranti, negozi, uffici e residenze private, realizzando sia opere parziali che chiavi in mano. Grazie all'esperienza maturata al fianco di grandi committenti internazionali, si propone come partner ideale per imprese e professionisti che operano nel settore del contract. Qualità progettuale, realismo operativo ed efficienza realizzativa. Vi aspettiamo nella sede operativa, zona industriale, via Giovanni Santi 18, Fanano di Gradara. I Gabice Gradara torna in campo al Maggi per cercare di bissare il successo interno avvenuto alla prima giornata contro Olimpia Marzocca. Il Villa Musone invece, sempre più ultima in classifica, vuole rilanciarsi per dare una propria svolta alla stagione. I Gabice Gradara arriva dalla sconfitta esterna subita sul campo della Vigor Senigallia, mentre gli ospiti dalla battuta d'arresto sul campo del Santa Veneranda. L'inizio vede protagonista subito la formazione ospite che sfiora la marcatura con questo colpo di testa di Leone che trova la strepitosa parata di Celato a negargli la gioia del gol. Dalla bandierina nasce un traversone insidioso raccolto sotto misura da Gentile. Celato respinge, sulla ribattuta Bonifazi trova i guantoni dell'estremo di Caccia. Da una ripartenza Camilletti imposta lanciando in profondità Tonuzzi, il quale in corsa si scontra con Maggi. La sfera giunge a Fabiani che chiama l'intervento a terra Celato. Intervento non certamente facile. Nel momento di maggior pressione ospite il Gabice Gradara colpisce. Dalla bandierina Bastianoni pennella per l'incornata vincente di Passeri che fa 1-0. Secondo centro di stagione per lui, era infatti già dato a bersaglio contro Olimpia Marzocca alla prima giornata di campionato. Gioia meritata per il centrale difensivo rossoblù. Sulle ali dell'entusiasmo Bastianoni, spostatosi nel frattempo sul versante opposto, mette al centro un interessante traversone per Vegliò che non riesce a incidere come vorrebbe, occasione che sfuma. Dall'altra parte gioco di prestigio di Tonuzzi in mezzo a due uomini, traversone al centro per la testa di Fabiani che spedisce il possibile pallone del pareggio al lato. Bastianoni, migliore dei suoi, sforna una delle sue punizioni velenose, palla che passa tra diverse teste fino a trovare quella del difensore Camilletti che segue in maniera involontaria un salvataggio evitando il possibile 2-0. Nella ripresa il liscio di Menghi provoca un brivido ai presenti sugli spalti del Maggi, mentre non è lo stesso per il compagno Marchetti che da calcio piazzato conclude alto. Il Gabice Gradara non riesce a chiudere la partita, Simoncelli si fa ribattere questo tiro che mette nelle condizioni Villa Musone di ripartire. L'apertura di prima intenzione di Mascambruni è davvero numero 10. Tonuzzi, velocità sulla propria strada tra il volere e fare, trova Celato che gli chiude ottimamente lo specchio della porta. Ma da gol sbagliato si passa a gol fatto. Succede tutto sul versante destro. Marcolini, neoentrato, deposita il pallone comodamente nel piede caldo di Simoncelli che realizza il 2-0 per i suoi. Anche per lui si tratta della seconda marcatura in stagione. La gioia dei padroni di casa dura poco perché Bonifazi ha tutto il tempo di addomesticare il pallone, metterlo a terra e di trovare un diagonale velenoso per il 2-1. Giochi riaperti e la squadra di Papini è chiamata a tenere gli occhi aperti fino alla fine. Il solito Bastianoni dall'altra parte è indemoniato, provoca l'espulsione di Pucci che anzitempo deve lasciare il campo lasciando i compagni in 10 uomini. Della stessa punizione se ne incarica proprio Bastianoni, ma la sfera pur essendo angolata non prende il giro richiesto. Più pericolosa sul versante opposto la punizione battuta da Gentile, con Celato costretto a gettarsi a terra nel respingerla, ma il suggello di una prestazione super arriva nel finale per il più titolato Bastianoni che, servito da Vegliò, bravo tra l'altro nella protezione del pallone, scarica in porta il più comodo degli assist per il 3-1 finale. Per Bastianoni fanno 3 in stagione. Poco dopo viene ristabilita la parità in campo, per i Gabice Gradara infatti viene espulso Fratelli, ma ai fini del risultato non peserà. Al Maggi il Gabice si impone per 3-1 sul Villa Musone, trovando la seconda vittoria in stagione. Per il Villa Musone invece la classifica si fa sempre più deficitaria. Ti è piaciuto questo Gabice contro il Villa Musone, caro Lorenzo? Ma io ho avuto la fortuna di incontrare sabato sera dei giocatori del Gabice e mi hanno detto che non è stata una grande partita. L'hanno vinta, tutto sommato, è risultato giusto, però onestamente hanno sofferto più del possibile, anche se la squadra è a 0 punti. Forse, come hanno detto loro, non merita questi punti che ha. Chiaro che dopo la sconfitta di Senigallia, diciamo che il Gabice Gradara ha avuto una bellissima reazione, è una vittoria importante, è chiaro che con il gol di Passeri come centrale che secondo me potrebbe giocare anche in categoria superiore, poi era doppio di Simoncelli. Dopo è chiaro che nella ripresa è venuto questo 2-1, ha messo ancora più paura al Gabice Gradara, però alla fine Bastianoni ci ha pensato lui a chiudere il risultato sul 3-1. Penso che il Gabice sta facendo finora in queste 5 partite di ottimo campionato.
sta facendo rispetto ai suoi valori, però domenica, sabato, rispetto a un'altra gara difficile, è il derby contro il Santa Veneranda Pirolo. Perciò penso che, diciamo onestamente, il discorso è il cammino del Gabicerdare rispetta ampiamente i loro valori in campo. Andiamo a vedere appunto il prossimo turno, l'hai già anticipato tu, vai Stefano con la grafica: Anconitana Villa San Martino, Vigor Senigallia Mondolfo, Filotranese Loreto, Laurentino Ossipana, Olimpia Marzocca, Ilario Barbara Lorenzini, Osimo Stanzione Cantiano Calcio, Veneranda, Gabicce Gradara, certamente non una sfida facile, Villa Musone, Valfoglia. Ebbene, siamo addirittura d'arrivo, rimanete con noi, tutto su Rimini Calcio Spot Up, le dimissioni ad opera del tecnico Righetti, ne parleremo stasera con un servizio copertina, ma prima vado a salutare gli ospiti di questa prima parte, ovvero ringrazio l'opinionista Giacomo Alpini. Grazie a te Dani, ciao a tutti. Ringrazio l'allenatore del Ronco e del Wise, Maurizio Montalti. Grazie a voi, è sempre un piacere venire, complimenti per la trasmissione. Grazie Maurizio, e infine ringraziamo Renzo Baldisseri, che troveremo tra poco anche nella seconda parte. A dopo. Grazie ancora, a tra poco con Sport Up.